Buongiorno Italia, benvenuto nel sabato delle recensioni. EasyHatch, che è una nota marca di power bank e anche pannellini solari portatili, ci ha mandato questo power bank da recensire. Innanzitutto, prima di cominciare, spieghiamo cos'è un power bank, a cosa serve un power bank o power bank, chiamalo come vuoi. Il power bank sostanzialmente è una batteria portatile. Solitamente i power bank più comuni forniscono l'alimentazione tramite attacco USB. Cosa significa? Solitamente gli si connette dispositivi a ricaricare tipo telefonini, smartphone, fotocamere digitali, GoPro, eccetera eccetera. Ce ne sono di varie dimensioni, dai 2000 mAh ai 30.000 e oltre. Modelli molto particolari hanno anche l'inverter con la 220. Qui ovviamente parliamo di un modello portatile da 10.000 mAh. Cosa significa 10.000 mAh come capacità? Tu dirai è tanto, è poco? Allora ti dico subito, tieni conto in media uno smartphone normale, ovviamente ti faccio una media, lo ripeto, la sua batteria è sui 3.500 mAh. Quindi fai un po' i conti, ti ricarichi 3 volte completamente uno smartphone. Vediamo com'è fatto? Vediamo com'è fatto. No, mi correggo, invece hanno mandato il modello da 24.000 mAh, quindi accidenti. Allora, vediamo, che carino, ma come mai aveva la luce di LED accesa? Oh no, fantastico! Mi hanno mandato completamente un altro modello rispetto a quello che mi avevano detto. Questo qui ha anche il pannellino solare integrato, ok? Difatti ecco perché la luce verde dice rilevo della luce solare, difatti siamo sotto la finestra. Vedi, poi c'è anche una torcia, quindi è utilizzabile anche come torcia. Il peso è abbastanza leggero, vediamo se c'è scritto doppio cavettino USB di ricarica, questo simpatico moschettone per attaccartelo dove vuoi, e il libricino. È interessante dirti se c'è scritto il peso: 548 grammi, poco più di 500 grammi. Beh, sentirlo così mi sembra abbastanza leggero per un 24.000 mAh. Come puoi vedere ha anche questa sua specie di protezione, sembra gomma ma non è gomma, è un tipo di plastica. Qui dietro abbiamo il pulsantino di accensione che serve più che altro per vedere la carica del power bank. In questo caso siamo a 3 tacchette su 4. Al lato qui puoi vedere c'è un ingresso isolato da una porticina in gomma. Vedi, chi non ha unghie purtroppo ha difficoltà ad aprire queste tipo di porticine. Accidenti alla pioggia e all'umidità. Tac. Ecco, guarda, molto interessante, gli hanno fatto anche il collegamento tramite USB Type-C, quindi hai tutti e due i tipi di ingresso USB. In testa invece abbiamo un'altra porta, la quale ti dà 2 porte USB, una carica rapida e una normale. Da qui puoi ricaricare i tuoi dispositivi, quindi anche 2 dispositivi contemporaneamente. Sostanzialmente uno ti dà 1,5 ampere e l'altro ti dà 3 ampere in uscita. Nel culto del power bank invece abbiamo, guarda, questa levetta qui che serve per attaccarci eventualmente questo affarino, per attaccartelo nello zaino o dove vuoi e tenerlo a ricaricare. Calma, gran calma. Io direi che possiamo in questo caso effettuare 2 tipi di test, ossia il primo test serve anche a te per capire cosa puoi fare con questo power bank, è innanzitutto caricarlo al 100% e dopodiché vedere quanti dispositivi in base al tipo di batteria del dispositivo possiamo caricarci. Il secondo test, secondo me, se il meteo ce lo permette, è di arrivare, non dico allo 0%, comunque a una bassa carica del power bank, tenerlo sotto al sole e vedere in quanto tempo si ricarica. Tieni conto che adesso, per carità, la giornata può sembrare soleggiata, ma siamo comunque a gennaio, quindi non siamo in estate o primavera, capisci? Però motivo in più per poter effettuare questo test, e poi insomma credo che lo utilizzerò spesso questo aggeggino, quindi sicuramente lo rivedremo anche nei prossimi video. Quindi step 1, metterlo sotto carica.
Eccoci qua, in questo caso la prima carica per poter effettuare il primo test glielo diamo tramite l'alimentazione diretta, ossia una presa a muro, ossia la presa di casa, in questo caso la presa del camper. No, non voglio fare test con la batteria 3D4, cioè il test lo facciamo con la batteria completa al 100%. Una cosa, se anche tu come me ti tagli le unghie, no, hai qualche difficoltà, diciamo, ad aprire queste protezioni di gomma, le puoi semplicemente strappare. Io le ho strappate, non tenendo, diciamo, non utilizzando il power bank sotto la pioggia o in situazioni particolarmente umide, non mi serve assolutamente a niente. Quindi per cui ho le porte di ricarica sempre a disposizione, immediate, e idem le porte di carica. Come diamine funziona la lucetta? Eccoci qua, ho letto le istruzioni. Per accendere la torcia devi premere a lungo il pulsante di alimentazione. Vediamo. Tac, 1, 2, ah, eccola qua. Beh, non mi sembra male. Beh, una torcia LED è utilissima, può essere sempre utile, soprattutto se te lo tieni come accessorio da zaino. In ogni caso procediamo alla ricarica, altrimenti i test quando vanno avanti. Come ti ho detto prima, supporta entrambi i tipi di USB. Io ho il vecchio oramai attacco USB, ma supporta anche l'USB Type-C, che è quello dei nuovi smartphone e dei nuovi dispositivi. In ogni caso, tac, colleghiamo il cavo. Quando colleghi il cavo si attivano le lucette di ricarica. In questo caso vedi, sta lampeggiando la terza lucetta di 4, il che significa che la terza spia non segnava che era pieno al 70%, diciamo, quindi era poco, poteva essere poco più di metà. Tieni conto quello scaglione. In ogni caso noi aspetteremo che lampeggi anche la quarta, che finisca di lampeggiare anche la quarta, e dopo che la quarta ha terminato di lampeggiare, ma io lo lascerei lì in altri 10-15 minuti, in modo tale da essere certi che l'abbiamo caricato al 100%. Ma io direi che nell'attesa che si ricarica possiamo sbirciare un po' di caratteristiche tecniche. Allora, il modello in questione è difficilino da ricordarselo, PB 24.000 TP, ha una capacità, come abbiamo detto, di 24 mAh, che sono 88,8 Wh, batteria e i polimeri di litio come tutti i power bank. Come abbiamo visto abbiamo il micro USB, ossia la presa classica da 2 A, e l'USB Type-C, che è il nuovo tipo di ingresso USB, che questo ti dà una potenza di 3 A. Pensa che addirittura si può caricare con entrambi gli ingressi e la potenza massima raggiunta è di 26 Watt. La capacità di ricarica solare invece sulla carta dice che è a 5 volt 300 mAh. L'uscita, come ti anticipavo prima, abbiamo 1,5 ampere e la 3 ampere. Questo power bank ha anche un dispositivo di sicurezza, perché nel caso i dispositivi collegati dovessero richiedere troppa energia, questo qui limita l'alimentazione della batteria per controllare la temperatura. Le dimensioni, come puoi vedere, sono standard, parliamo di un 18 cm di lunghezza per 8,9 di larghezza per 3 di profondità. La temperatura di funzionamento è segnata dai 0 ai 45 gradi centigradi. Tieni conto però che quando le batterie funzionano troppo a lungo ad alte temperature, queste vanno in un stato di inattività e di conseguenza diventano calde. Quando funzionano con le basse temperature, la capienza della batteria può diminuire, di conseguenza rallentando l'attività. Il peso, abbiamo visto, è 548 grammi. A sentirla in mano è molto leggera, probabilmente devo aver fatto palestra dormendo o qualcosa del genere. Per quanto riguarda il pannellino, noi sì possiamo fare una prova. Lui rileva automaticamente che quando c'è luce a sufficienza mette in carica, aziona la carica della batteria. Però la massima potenza di ricarica, tieni conto che è estremamente piccolo, è di 1,5 watt. Cosa significa? Significa che per ricaricare una batteria da 24 mAh occorrono circa 120 ore di illuminazione continua, quindi viste appunto le dimensioni consideriamolo come un aiutino, una sorta di prolungamento della batteria.
non affidiamo al pannellino solare la carica di questo power bank, proprio perché effettivamente è estremamente piccolo. Tieni conto, il pannellino che io uso da tanti anni, fate caso sempre della Easy Hatch, quello pieghevole, no? A 4 pannellini, come superficie diciamo è un minimo 10 volte superiore, quindi insomma puoi immaginare. Beh, direi il test del pannellino lo facciamo comunque, certo non possiamo confidare che ci ricarichi al 100% la batteria. Non potremo dare neanche informazioni precisissime in termini di percentuale di quanto è stata caricata la batteria, in quanto il LED è diviso in 4 scaglioni. Cosa significa? Il primo scaglione sei all'incirca sul 25%, il secondo scaglione ti va dal 26 al 50%, il terzo dal 51 al 75 e il quarto dal 75 al 100, quindi non c'è una precisione assoluta, hai capito? Si va a scaglioni del 25%, insomma. Io mi ero già preparato delle batterie scariche da caricare, compreso il telefonino, ma a sto punto il telefonino me lo ricarico, il test prosegue domani. Beh, come tempo di ricarica, come gli altri power bank di grosse dimensioni, ad esempio quello che ho io da 30.000 mAh, effettivamente sì, se è vuoto, per riempirlo tutto ti ci vuole una giornata intera praticamente, Ci siamo riusciti, finalmente l'ho ricaricato, ma soprattutto sono riuscito a tirar fuori 2 cosette da ricaricare. Iniziamo subito collegandoci uno smartphone Huawei P10 completamente scarico, siamo al 6% di batteria. Questo smartphone ha una batteria di 3000 mAh. Tac, e uno. Successivamente caricherei 2 batterie della macchina fotografica da 1100 mAh. Ora le carichiamo completamente tramite questo simpatico dispositivo. Tac. Purtroppo, ahimè, abbiamo esaurito le porte perché abbiamo 2 porte USB per la carica dei dispositivi, però non appena avrà finito di caricare lo smartphone, che ricordiamoci aveva una carica residua del 6%, e ora lo stiamo ricaricando con il telefono acceso, c'è solo il monitor in standby e queste 2 batterie della macchina fotografica. Successivamente ho trovato altre cose da collegarci e quindi vedremo cosa riusciamo a caricare con questo power bank. Per quanto riguarda la carica dei dispositivi, non ha senso che ti segno l'orario di inizio carica e di fine carica, perché dipende dalle batterie che io vado a ricaricare, ossia dipende da quella del telefonino, quanto è grande, quanto ci mette a ricaricarsi, idem il caricatore con le batterie della macchina fotografica, eccetera eccetera. Vai che ci siamo già scesi a 3 tacche su 4. Continuiamo l'esperimento collegandoci 2 batterie da 3350 mAh l'una, per un totale di 6700 ampere. Tac, e poi continuiamo. Italia, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati finalmente, guarda, a scaricarlo a una tacca. Però cosa significa? Una tacca significa che c'è ancora energia e quindi io adesso ho anche la GoPro 8 da caricare. La batteria della GoPro 8 è da 1220 mAh. Oh ragazzi, vediamo se si carica anche questa e abbiamo finito. È lunghetta la prova. Ok Italia, abbiamo terminato la prova di questo apparentemente fantastico power bank. Hai visto in realtà quello che possiamo caricare, e hai già visto che è inutile fare la prova del pannellino solare, in quanto ci vorrebbero settimane sotto la luce diretta del sole, e quindi serve solo come mantenimento di carica, come aiutino, hai capito? Magari ce l'hai nel cruscotto, gli batte la luce del sole, gli aiuta diciamo a tenere quell'1-2% di batteria in più. Ecco, per carità è una cosa senz'altro apprezzabile, però appunto non teniamo in considerazione questo pannellino come fonte di ricarica principale, assolutamente no, troppo piccolo, non è che non sia buono, è troppo piccolo. Da come puoi vedere il LED è arrivato a 1 su 4, uno lampeggiante, quindi è uno scarso. Sicuramente potremo caricare ancora altri dispositivi, un'altra batteria della GoPro, forse anche 2, però si consiglia di non far scendere troppo le batterie al litio, e soprattutto, cosa extra, diciamo, informazione extra che ti do, di non farle stare troppo tempo a bassa carica. Più tempo trascorre
che loro sono a bassa carica e più danneggi la batteria. Se dopo una volta ogni tanto la tiri, non dico a zero, ma insomma quasi, vabbè, non succede niente, basta che poi la ricarichi subito, ecco. Consigliato? Beh, direi di sì, in quanto le dimensioni sono veramente molto ridotte. Guarda la mia mano, la dimensione della mia mano, e il peso è abbastanza leggero nonostante sia mezzo chilo, però boh, non lo so, io non lo sento. E per quanto riguarda la capacità di carica, lì insomma vedi te, ti ho fatto vedere le batterie e i dispositivi che sono stati caricati e la capacità di queste batterie che sono state caricate. Ciao Italia, alla prossima! Eccolo! Oh, baby, understand.